Essere sugli eventi, entrare in profondità nella notizia, utilizzare un linguaggio semplice, chiaro ed efficace, mostrare al telespettatore comodamente seduto in poltrona quello che accade sul suo territorio. Parola d'ordine, qualità e autorevolezza. L'informazione del futuro con l'avvento del digitale dovrà rispondere sempre di più a queste due esigenze, come dice il presidente del Corecom Veneto Alberto Cartia. L'impostazione deve partire da un'informazione diversa, che evidentemente sia qualitativa. A 2 anni dall'avvento del digitale terrestre, il mondo dell'emittenza e dell'informazione tira le somme di una rivoluzione non riuscita o comunque riuscita solo parzialmente. La miriade di canali offerti avrebbe dovuto creare una maggiore raccolta pubblicitaria, ma di fatto è avvenuto il contrario, complice anche la crisi economica, oltre a creare una maggiore concorrenza. Dunque la carta vincente oggi è e rimane una sola. Cominciare a ragionare che autorevolezza e credibilità è l'unica strada che dobbiamo percorrere, anche perché si stanno verificando situazioni nel resto d'Italia non piacevoli. Televisione destinata a sopravvivere anche la concorrenza via web, ma vanno aggiunti supporti più concreti da parte del governo. Poi servono mezzi, serve attenzione anche da parte di chi governa, che secondo me per il settore dell'informazione nel suo complesso ce n'è sempre meno, ci sono leggi di sistema che non arrivano. Deve evidentemente dare quel sostegno economico alle emittenti private affinché possano sostenere e portare avanti questa libera azione di trasparenza dell'informazione. Un'indagine commissionata dal Corecom al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova e presentata a Palazzo Ferrofini fotografa attraverso un campione di 677 intervistati di età compresa tra i 18 e gli 89 anni il divario tra generazioni nell'approcciarsi ai media, stigmatizzando di fatto la situazione che sta vivendo l'emittenza locale. I giovani, cioè quindi le generazioni sotto i 30 anni, di fatto tendono ad utilizzare il web e magari anche utilizzare il web per vedere, parti di programmi televisivi, mentre naturalmente la fidelizzazione, verso le emittenti locali cresce col crescere dell'età.